ti fate credere che magari un sonno ti stanca. Ma no, non è un sonno a stancare. Ma chi tu che facendo lo sonno? Vabbè, che storura! Io mi fanno la pace se può dormire più. Ma insomma, si può sapere che t'han tornato per te lo spiegare a così sciapazzato? Mi sento ancora il rignone che mi torna, i bracci rotti. Ma dimmi una cosa, Truzza, ma tu ne intendi? Io? Ma che va a sentere? Quando un arcangelo, lo patrone della tenuta, quando lo sonno mi faceva zappa Pippi, zappa! E io, scannando di essere licenziato, che cominciai a zappare, zappa Pippi, zappa! Di chi è che ti scandavi tu? Essere licenziato. Ma su una cavagliato mai nella tua vita? Isto, perché tu non ti insonni chiedo che mi insonno io. Perché nunca poi vuole sapere chi è che facesse tu dopo una nottata richiesta. Ma cammina va. Ma tu vuoi capire che tanta vita sa pure travagliare? Solo un sonno ci mancava ora. Ma tu ci stai dicendo che mi sento rotto con lo travaglio e che per la vita sa pure di travagliare. È inutile, tuttia, non c'è più surdo di cui non vale sente. Susi almeno aiutami a pigliare la pignata e non ci faccio cose, vieni, forza. Cioè io ci stai dicendo che non mi posso scommuovere e che la pignata, l'altre cose, il bicchiere. Mo! Aiuti! Fare poi un bicchiere tutte cose da una volta, bicchiere! Io mi stai bruciando, esplode! Posa la capa, posa! Che cavolo di Attaccato pure dove bruciai! che sciocco! Ora mangiare! Peppi! Mo! Ti sto ricogliendo un buono, ma pare che è chiamata apposta! Ma come? Che comunque, che compare Cambiolo Panzarani, ma era così grande che ti potessi chiamare Fullo. E che facevo prima che resta potevole? Ammucciamo tutte cose. E non mi metti? Chi sta a mettere un cabello? Ammucciamo un capo. No, a tavola la stavo punzata. Che capace di capire che è del stupo. Io sto Ma là. quale signora? Che più capito punzata si muove? Vabbè, vai, ma avanti, avanti! No, niente, parlava così, tanto per dire. Chi c'è? Chi c'è? Regia, compare, basta chiara da pastorare, per nascere l'occhio di fuori. Compare, guarda che sentite di essere in mia Abruzzo ancora. Ma l'anno passano per tutti. Guarda che c'è che facci anche a cacciare. E sento un cuore, sento come ci porti. Dun dun, dun dun, dun dun. Dai, una campana suonata. Compare Cammero, a tagliare al leggio. Perché si allunga facendo da così. I penni a Sagibruzzo, tutti ci cascono. Piano a camminare. Dico io, che motivo c'avevi ora di chiamare così velocemente? Farevo questo contatto che non so ce l'ha raggiata. Che fu, compare Cammero? Che mi è successo? Risultato, mi dicete? Ai. Che mi successe? Tu sapessi, comparuzzo mio. Tu sai, mi facete scandare, parlate, che fu, quando fu, come fu, ma perché fu? Che parlate? Che potrebbe dare uno scatto? Ma magari Dio, ma... Sentite una cosa? Ma oggi... No! Aveva una mangio che dei pignati sto magari fulini, compare! No, non ci pensate! Chi sciauro, compare? Mangi! Chi sto che sciauro ti basta? Scusate finocchiette, mangi! Sti sciauro, compare, mi fanno scordare tutte le dispiacere di sto mondo! Compare! Ma allora forse tutta pare una farsa, oggi che dispiacere! Una farsa dici tu, Una compare! farsa!
Aspettatemi a farmi parlare e poi lo vedete su una persona. E parlate, compare, se mi spiacerà, nuovo mi sta facendo venere. Un trovato! Grave! Ecco che mi fa lo sciopero! O mi dicete perché ve ne sto, o ve ne volete cominciare a chiedere forza? Prima che mi cominci a vedere a cartagliare il bravo da te, va? Io a Chisto facevo questo sul paese, te la sto Aspettatevi, compare, va! Assentato sotto, compare. Mai mi avessi permesso di fare una cosa di chi sta con voi, compare. È solo che... Maruzza, hai datura mi dici? Hai datura! Sì, e mi dessi forti davanti a tutti i mariti. Carmelo Panzaranni! Hai solo 2 giorni di vita! Ma compare! Citto! Che non è bello sentirsi dire che siamo solamente 2 giorni di vita, eh? Ma che credito che stai, compare? Ma poi può essere magari che a mia Maruzza si sbagliò a farsi la conta. Fissari! Questo perché non glielo dà? Ma dici, ma che è successo di preciso? Ma vedere, la femmina che è in cifero passava a Talento, Benedetto, vedere come faceva studiare a Talento. Faceva così, ragazzi, faceva così, basso e era listata. Guardandolo con l'occhio malefico, ci disse: muori, perfida bestia! Ma che fu? Giorno, la macchina, forse chiamata apposta. Che zampe! Muoio a Talento, muoio! Disse, non sono misteri, compare, 2 giorni, oggi e domani. Citto, compare, citto che io non mi volessi acciuare mai dalla vostra situazione, mai. Ma compare, ma no, tu passi una cosa fatta apposta, ma che pensate a queste cose? Può essere magari che oggi morite in giusta sera, e perché mi fate stagna Maruzza? Avanti! E io compare, che posso fare? Su potessi, non una, 2 venderazze, domani. Mi viene una bella pensata, o sapete che facciamo ora? Lo facciamo scopone? Che cosa, compare? No, niente. Guarda, quando mi sta a morire stasera! E torna a fare ne sciuscia qui stasera. Sta nelle punta. Domani alle 14:15. Ora, dico io, lo faccio eterno, non conta più. Ora uno, invece di dire pensa a Dio, avesse a dire pensa a mia Maruzza. Caro compare, dai, io a finire. Queste femmine, a furia di emanciparsi, scravaccano magari la santi. Ma state molto su, siete invece, sente che va a fare, sente a mia, che mi ha pensato buono solo. Fate una corsa e vi arriva una piazza del paese. Vi arriva un movimento del Ciavaglio e cerca di arazzo e lingua longa. E tu che dirigi un movimento dei contadini. Dicono che ne sa che una è più dello diavolo. E c'è spesso sapete che cosa aspetta compare. Che faccio? Io andrò a Ciavaglio, ma non da basta qua. Sbaglio c'è. Ma è mai possibile che così basta si parla di Ciavaglio, adesso ti diventa dura come una peccia. Io, ringraziando a Dio e baciandoci la mano alla bella pace, bisogna cercare travaglio, non c'è meno. Perché c'è una disoccupazione che ci pensa per me. Io sono a volte mi vergogno a sentirmi dire delle contadini sangue sopra! Cacetto, compare, non è che ce l'ho torto. Vedete che non è bello a campare spadina oggi. Tagliate sto giù molto capare. Ma ora voi, punto di morti, mi volete dire che siete contenti di aver travagliato?
Ma veramente... Ma veramente? No. No, chi è? Non lo sa! Lo vedete? Non lo sa. E io vado a campare con un dubbio su dove è giusto allora travagliare. Ah, quando mai, compare? Uno da vita a essere tranquillo, sereno. E a chi dica, come dicete voi, vogliono travagliare? E non stavano travagliare. Chi sta la democrazia? Rispettare le regole dell'altro. Aiuto, a travaglio. Guardate Luca, va. Tumba, si senti democratico. Tu la democrazia non sai, ma con l'estate a casa. Dale, ti fai camminare. Che tu devi andare a così nel mondo e partitunato. Per frequentare onorevole e parrini che t'hanno promesso posti e che hanno fatto? Niente. Oh, chi è da voi? O tempo c'è voi. Tempo ci vuole. Fuggi di me, ti ducareggiai tutti. Camina e spirottiti, che me ne spiace magari per patriarchino. Che avevano detto che era un santo e a me che risultavano tutti l'altro. E tu che a pensare a Mocca Laguni, che ti fasse promesse che te figli, ci faceste magari un sacrestano. E a me non si buono, ma ti aiutate, ma funzionare. Ci stai, non è male così. Ma ti accomodamentavo, va. Dale, io me ne vado. Manco caro, non ti saluto. Ma non me ne sto dicendo, aspettate, che siamo moriti per strada, e male stare con una di coscienza. Non vi trastornate, che ora che viene a razza, le faccio prima la picchiare con lui, non vi preoccupate. Vediamo questo. Kummari Turuzza! Un'è campionati! No, non facete da così, com'è? Sogno! Non è che via! Cammelo! Per molto ti hai già giunto! Venite senza dirmi niente! Pisciata! Un mascio Filippo a dirmi che ti stavi dirigendo un campo! Com'era scaldato! Mi dissi, lo salutai. E manco mi rispondi! Ah, lo sapessimo pure voi, mascio Filippo! Buono, non facete da così, facetevi coraggio, ma sto cambio lo fa sciogliere. Siamo tutti due campani. Patriarchino sta provando, lo capisco, questo devo dire un altro. Dai! Ma queste cose da oggi tanto, si fatti una. Permesso, signore, poi c'è cosa fate con la pentola sotto il tavolo? E cosa faccio? Ah, lo sapete che faccio Patriarchino? Avevo una para di attaretti. E ogni tanto che mangiamo ci stavano due cose a mezza pignata. Con tutta la pentola? Con tutta la pentola. Mamma, non siamo tutti figli di Dio, Che significa? c'entra? Far mangiare i gatti nella pentola, questa poi. Sì. Ma sentite una cosa, ma Carmelo e sua moglie Minica sono andati via. Ma quale caso? Non li vedo. Ma Patriarchino, ma Vivo in campelozzo mio! Ai! Certo, casa in caso sappi sapere chi tu che si pensa. Allora, te la mangia, mia Maruzza. A ettatura ce la faccio io, le ne va. Oh, voi non ne farete niente perché l'hanno arrestato un attimo fa. Arrestata! Galera adesso la fede. Invece di fanno un malocchio a gente. Tagliatelo. Ma solo un campeluzzo, tagliere a petto ce n'è tranquillo. Invece sta morendo, sta cascando come un goccio di luci. E senza caguardi ci poteva fare niente. Ma non facetela così. Ora mi dite che rimedio c'è. Ci lo dicesse lei, Patriarchino. Ma quale rimedio? Roverato? Non ci credo più a queste cose. Ma come? Non credete ai miracoli. Sbagliate a dire questo. Anzi, è proprio in questi casi che bisogna avere più fede. Ed è proprio in questi casi che il miracolo si potrebbe avverare. Ma quale miracolo, Patriarchino? Caro miracolo, l'abbiamo fatto vita, agna Maruzza, che betta maci. Se tu non l'avessero chiusa, l'usacore, me l'avesse mangiata muzzicona. Chi stueca fu lo miracolo? Che Dio vi perdoni per questa bestemmia. È proprio vero. Quando siete andati dal male si fanno cose fuori dalla ragione. Fatevi coraggio, io pregherò per voi, dai. Pito, e
pita catappiare. È buono pure. Perché se i vostri piedi non arrivano dritto in cielo e chi da esci, stavolta al miracolo non fanno bis. Ma chi ancora non si calma? Vediamo come finisce stasera. Io devo andare, si è fatto tardi, i vecchietti aspettano in chiesa. Il Batteriano sembra quasi... Ma che cosa non può essere? No, niente. Io vado in chiesa, ora i vecchietti aspettano. Non dovete portarla a casa. Ma chi ne saggio io? Con Marituzza che si sciamazza. Ma certo che si sciamazza, lasciatelo qua, lasciatelo. Ma poi a un momento, fa quando che arriva mio marito, come nel canale l'azione di una monga, capito? Orazio! Quell'uomo è un demonio! Se non fosse per i bambini e per i vecchietti, non sapevo per chi dirla la messa. È riuscito a mobilitare tutti, chi a dirigere dei comitati di quartiere, chi delle cooperative, tutti a fare casino. Che Dio lo perdoni. Ma Giacchino, io sempre le ho detto chi su, o se ne va a paradiso o se ne va a un inferno. Ma sono sicura che magari già sopra tiene una licchetta a tutte pari. Ma pure voi raccontaci da quando pare. Io vado, i vecchietti aspettano, mi farò sentire io. Faccia bene, faccia bene. E fu buono che sei mio, che faceva varazzo un caschi fio finire. Chi più che basta capire una tonica, pare capire non si sa per chi. Comunque, questi cristiani ci devono essere almeno 100. Solo che ne tenono un paese in movimento. Oh, no. Uguaglianza unificata, cari compagni! Benessere uguale per tutti, cari compagni! Insieme a qua ci siamo, cari compagni! Ma quando ricci? Travaglio uguale per tutti, cari compagni! Ah no? Tu no, ragazzi! Sempre travaglio! Non ci basta già quando è travagliata la vita! Ma che te la manca la politica, uguaglianza, benessere, belle parole, ma come finivo ci basta Ucciuai, pare che faceva un comizio. C'era una casata china di cristiani, giovani, vecchi, persone anziane. E a bambini che parlavano al pulpito. Che dica la sputavano? Parevano cantanti, parevano statui. Da così, dai! Statui! E le parole che regia ti bloccavano tutto. Appena arrivai, ma pazzo l'avrei già sotto in chiesa. C'era il silenzio. Tu ti figurare che fu talmente picchiato che con la mano ritta cercava a fondere l'acqua benedetta. Stai morendo! Ne viene, non ti incazzare, per essere che domani viene. Non solo che uno fa il servizio, fa il trione, ma che non rimprovero. Ora, come pare che questa iettatura c'è un po' confusione di sta prima a creare. Vai Cannello, mi dispiace per voi, ma meno male che sta camorria c'è la durata delle noiose. E dico, caso non c'è domani, dico, e vedremo se non si può parlare più, e dove no è democrazia. Boh! Ma secondo che per me compare
tu sapessi che mi stava insultando, sicuramente non mi sono specchiato. Meschino! E che ti stavi intornando? Non è che stavi zappando stavolta, uomo? Ma io lo so che ti va intornando tu! Quale zappare? Finalmente, donna Arcangelo mi stava parlando tutte le giornate che c'aveva fatto. E tu mi devi stare a spicchiare. L'aveva detto io che era un Arcangelo e un uomo fortunato. Ma lo capisci? Mi faceste squacchiare le piccione della mano. Ora quando non ricoglio io a chi tu, boh! Ma cammina, che si una pasta, sì! Signori miei, mi stanno mettendo le picciole dalla mano. Ma voi quando siete arrivati? Ora in questo momento, giusto il tempo che ti sentivo dire che ti stava mettendo i piccioli in tasca. Perché, Peppe, fammi capire, hai trovato lavoro? Sì, cioè, no, cioè, veramente. Lazio, a lei stavo Buongiorno. aspettando! Una sta perdere a mio marito! Ingiudisci, Cacciavacca, ne dono Arcangelo e possedente terreno, che c'è zappa e terre! Ma va bene, ma cosa vuol dire se zappa o non zappa? Tanto, oramai un lavoro vale l'altro, bisognerebbe solamente sapersi organizzare un po'. E ti dico anche un'altra cosa, che con tutta questa tecnologia che sta motorizzando tutto, tra un po' nessuno zapperà più, ascolta. Lo sto vedendo, magari non è così fortunata, così che sono terri il rignone! Mignone fumanza! Ma quando me la vedo che mignone fumo! Anche mi stai sentendo, papà! Addirittura un papa, oh. Però Peppe, vedo che hai preso ben volentieri il lavoro dei campi, bravo, bravo. Sono esagerato, bravo! Magari chi ci manca, vero? Tu non lo conosci, lo gatta caro! E tu conosci a poi fa discussione sopra il prezzo, va? Cammina, moto! Ragazzi, ma no, lo sapete perché vi mandiamo a chiamare un Ma sì, Peppe mi accennò qualcosa, ma dov'è che sta quello che avesse a morire? Spariamo! Oh, splendore. Tieni, se mi sta chiedendo appresso io! Ma guardate che confusione si viene a creare che non è Ma satura! dico io, ma come si può? Ma come si può Ma che arrivare a cosa? tanto? Ma come si può arrivare a tanto, dico io? Chi sta è ignoranza, ma ignoranza di chi da potente, anzi come dite voi, ignoranza orba, va, come si può? Se può, non vedete. Ma chi che tu ascolta? Ascolta. E allora che potessimo fare? Ma secondo me ci sarebbe da prendere un legno coi nodi, che tra l'altro ho portato. Basta le chiruba, va, come dite voi. E cominciate di qua, Peppe, e cominciate a cantare colpa ai mali cristiani. Su, stare in capo, ma non solo a idro, magari a suo cughiere, Canzalaucio sta con me, su Peppe dai. E dunque per questo mi hai fatto arrivare qua oggi. Ti ricordo che io per venire qua ho lasciato una riunione importantissima con dei giovanotti. Peppe dai, su, sbrigati. Ma, Anzio, ci posso dare? Vai, vai, cavolla, cavolli. Ma fallo sabotare in aria, forza, vai. Vado, Vai, vai. 1, 2. Peppe. Ma aspetta, ma quando ci noi? Ma che sei scemo? Ma no! Ma non se ne parla! No. Ma dai, ma è come prendersi gioco di loro! Ma non perché se ne io parla. ti sto picchiando io con mia? Oh, ma non è che si prendono loro gioco di te, è solo che nella loro ignoranza credono a ciò che gli è stato detto da mia Maruzza, Peppe. Ma le pigli? No, no, non si fanno, si Peppe, queste cose non si fanno. No, L'ho detto di no. Che da fare? Vuota! Pazzo, ma dici che... No, Peppe, non faccio tanto. però, Giù. con calma. Giù. Se
Senti, tu non ti preoccupare, Turuzza. A posto. Ci pensavo. E devi venire da panne, devi venire da panne. Sempre mi raccomando. Te, ti chiesto. Mi raccomando. Non ti preoccupare, devi fare niente succede. No. C'hai a fare pigliare in cazzo. Caso l'amore per il mondo, muore per l'altro. Aspettate. Erano avanti, tu pare che mi hanno fatto il rovino. Guarda, cambiamo tutto io. Teniamo di buono. E mi hanno mandato dall'alto per venirti a prendere. Ma come? Ma già sono i 2:15. Allora, quando così mi pressare ancora sopra sta terra, non potevo. Come osi parlare così alla morte? Ma io veramente. Mettere sempre la parte e poi con la speranza di accattarvi un posto nel paradiso cercate di giocare alla chiesa. E no, lo bene si fa quando si è in vita, non ora che state per morire. Attenzione! Quel frate deve essere vivente, sa ricordarsi che Romani è frate morto, e per questo scorda il cielo verbale. Ecco, proprio così. Ma intanto tu lo hai dimenticato, quindi lo verbale. E va bene. Dicitemi quando è su verbale, cara. Io voglio parlare. Bavare? Ma vuole bavare? Pensi tu forse di trovarti al mercato? Nel nostro mondo né si vende né si compra. Ma io. Silenzio! Ma visto che sono venuto in terra per portarti con me, posso solo farti il favore di far recapitare i tuoi soldi alla chiesa. Se questo è il tuo ultimo desiderio. Sì, ma la vita a mettere appena trasite una chiesa Ranni. Una cassetta su te per Sant'Arcangelo. Ah no? Da Sant'Arcangelo no, e poi non scappa, no. Ma come? Io mi dici così, ora no. Ma mi senti io, che non mi fu desiderio. Non potevo fare l'altro santo. Che faccio? San Giuseppe, San Gregorio, Sant'Alfonso che mi sto dando stanzino. No, mi dico che tu è un santo. E va bene. Ditemi, i soldi, li piccioli, dove li tenete? Tenete. Sapete, con chi sta Lucascioni
da colonnetta ho capito dove letto. E da che per risparmi. Tutti, la da picchiare tutti. Ordinatemi prima una cascia e una corona di fiori e li fate mandare in sta casa. Presto però. E l'altro che arrestano, metteteli insieme a un biglietto con scritto il fu Carmelo Panzarani. Dona come segno di penitenza i suoi dati risparmi. Alisandi! Alisandi no! Piangete? Ma no, misero mortale! Voi ora dovete essere felici, dovete essere sereno, perché le pene, i mali della vita svaniscono. Sarà il riposo eterno ad attenderti. Su, dai, Carmelo, preparati a morire. Ripasserò più tardi a prendere. Ai ai, che mi sento l'ario! Guardi, che stai senzorendo tutto! Minica! Minica, ogni sì! Ah, Casugno, che fu? La morti! Ma un nie, scomparito! Ma quale morti? Ma chi sta dicendo? Ma era qua, arrestiamo ora e ripassa! Ma chi è che sta dicendo? Parla buono! Me ne puzza per completare il segreto. E chi parla? Tu te lo ricordi quanto spesso mi dicevi? Mani, ma finiscono le picciole! Ebbene, da! E la chiave? Va. Ma da undi? E la chiave? Ah, la cavi! Perché se non ci può modo di rimanere rapito sto casciolino? La consegnai alla morte. Ma chi è che sta dicendo? Parla buono! Mi dissi di prepararmi che ora ripassa. Ma dimmi una cosa, ma sta morte com'era? Era alta e sicca o era russa e cuta? A cosa somigliava? Ma cosa dite? E da là mi facessimo sbagliare! La morte non ha somiglianza alcuna. Il suo volto è unico. E il suo e il vostro. La morte è un lunghissimo sonno. E al suo risveglio avvenga esso fra un giorno, un anno, un secolo. Dunque ci si ritrova a dover recitare una nuova parte. Ora da uomo, ora da donna, ora da essere il mondo. Sta a noi però saperci svegliare da savi, ignoranti, animale, vegetale. Ma voi, cosa avete fatto voi in questa vita per meritarvi appresso un dolce risveglio? Ah, più veramente... Ecco, niente, lo sapevo. E allora, è ora che ho cominciato a fare. A chi? Che hai a fare? Per prima cosa, cominciare ad aprirvi gli occhi. Occhi? Ma da così? Signor non sapete, i suoi così saranno solamente dei ciechi risvegli. E vi dirò qualcos'altro, che qualcuno un giorno vi mangerà di certo per carota. A mia piccarota? Ma come parlate difficile, signora Razio? Io lo so giorni che mi risvegliare. E dunni? Una male cavata o purgatorio? E come si sa farci, no? Che dare carota? E vostro marito? Marito? Vostro marito lo sa io, nie cavati. E sto voglio, lo faccio ire di turitto un paradiso. E voi, comare, afferrate la mia. Caso voglio, non mi faccio passare manco lo purgatorio. Ma zitti, si perdi! No, no, lasciatelo parlare. Perché? Voi così. Cosogno io? Eh. Cosogno io? Io sogno? Sì? Tu nazzenuto! Anzi, tu sei uno che succederà buona al suo prossimo risveglio, sicuramente diventerà un piccolo animaletto imbroglione. Ragazzi, mi pare che voi state cominciando a pisciare fuori dall'uranale. Vi ricordo che siete rientrati a casa. E quindi, visto che siete in casa mia... E quindi? Ma sta tenuto, Carazio, così essere
chiamare da così. Te va a chiamare gran mezzisce e combroglioni. Sentimi tu! È una domanda! Sentimi Truzza, anzi, sentitemi tutti quanti, e specialmente a voi due che voglio dire due paroline. Io mi ritrovo oggi qua ad essere per delle idiozie, grossolana ignoranza, per la quale voi state sempre più abbattendovi per un male che non avete, per un dolore che non sentite, e se non aprite veramente gli occhi tutto questo un giorno vi porterà alla fine, perché ricordatelo, è l'ignoranza il vero male dell'uomo, e voi lasciate imbellurire i miei cari, dell'ignoranza ne siete la perfetta rappresentanza. A ignoranza voce dicillo tu come vuoi tu povero iattaretto, dicillo! Lui altaretto, questo non ci voleva. Le comare dici che mia Maruzza, anzucumanno, se ci muore, il povero iattaretto è scapazzato dalla macchina. Ma smettetela! Almeno. Ma chi è che sta fanno? Che mi stai preparando. Ora passa la morte a picchiarmi, restiamo con il panettone pronto. Lo vedete? E se io vi dicessi, anzi se io vi dimostrassi che non è stata la morte a passare poco fa, cos'è che mi rispondereste voi allora? Signora Razio, veramente io invece più scatto. Invece voi ancora accanto stiti. Ma come? Io ho visto morire lui altro. Io ho visto il momento fa con le mie occhi a morte. Te le becca? Perché ti sta con la nina? Io tenivo una chiavuzza. E la chiavuzza, ora vedete, un nero. La morte là, la morte. La morte là. Buono, per favore cambi tutto, non fare da così, ti prego. Ma quale buono è buono, signori miei? Ma insomma, ma volete capire che è tutta una commedia, che è tutta una farsa e che qualcuno si vuole prendere gioco di voi? Voi volete capire? Ma veramente io... Volete che vi mostri la morte? No, che ne ho più carità! Caiamo! Non ne sentite? Ma era qua ora! E allora pure voi non l'avete visto. Ma non mi preoccupate, passa. Mi dite pronto, anzi, quando mi telefono solo. Ora passa il cocchiere e lo viene a prendere. Tale, tu si sta passando a tempo che se ne tira a ballare, oh. Carmelo! Carmelo! A mia chiama! Sogno! Stai venendo! Ehi voi, sentite! E qui un certo Carmelo Sì. mi hanno incaricato di portare una colonna alla morte, da una colonna e una cassa da morte a questo indirizzo. Ma le avete ordinate voi ste cose? Io l'ho ordinato! Splendore! Ci dissi a volte che mandano in mille, ma già sono parati, picchiatele! Prego. E tu, caro Peppe, tu non sai niente di tutta sta storia, vero? Ma non capire che sorta di confusione che si sta venendo a creare, no? Oh, basta, mi sbatisco, ignoranti, ma dire... Boh, Ma lascia, i sciuri! Ma li potevo mettere qua che questo ancora è vivo! Senti, Peppi, ma non facevo cala! Non facevo niente. Io niente faccio. Anzi, lo sai che ti dico? Ora facciamo a passare a Chino. Che mi pare che si sta cominciando a fare ora. E se non ci fai caso, sto cominciando a fare una cantante che a vicino. Ma vieni qua! Non ci vai, non me la puoi Hai dire. dovuto pensare due cose, va! Vieni, aiuto! Aiutate, per favore! Ci sono venuto, Iniziate! Viene da ora! Iniziate!
dimostra che in questa casa c'è un certo Carmelo soprannominato Pancia Grande, il quale, stando a quanto venne a dirci padre Gioacchino, pare che dovrebbe morire da un momento all'altro. Sì, sì. Raspezza di tappina! Ridi, Vieni acá, che ti faccio un musicona! Gran pezzo di giro! Basta! Andate! O sarò costretto a mettere la mano anche a voi! A mia parecchio! A voi, Già, tagliate il capo! Ubbidini! Sta morendo! Sta cascando come il goccio di luce! E senza che ci potevo fare niente! Sciocco, credi forse che io possa avere queste doti? Di far morire al mio comando una persona? Ho tanta gente. Chi diamine? Tu! Sì, pazza, lo capisci? Oh donna, che dubità l'orgoglio dell'intelletto tuo. Ma dimmi, cos'altro hai al posto del cervello? Canicchia! Ma mia amici, sti costi! Cazzo! Ridi qua! Non aiutarti, riduce il petto! Bravissima canericcia in terra! E poi lendici di perché ha buttato su qua! Adesso basta, state esagerando un po'! Non toccare! Da così si vede quando lo fa l'intatura, non è Nascondere il cervello all'ombra di una mano. Che cos'è, direte voi? E niente. Solo un gesto, direte, vero? E invece no, è la paura. La paura del niente, di niente. Oh, potessi avere io lo sguardo che voi dite, allora sì, evaporerei dalle malebbe il mondo, le piante aride guarderei in faccia per rinverdirle. E a quelle come voi, che non hanno cervello, che piacere proverei nel non guardarle. Alzatevi, sciocchi, ho le manette. O credete forse che io possa stregare il mondo con uno sguardo? Ehi tu, perché tieni il tuo sguardo basso? Credi forse di non essere visto? Ehi, guardami, Citrullo! Ti dico sì, guardami! Pensi ancora che io possa essere tale? Ma veramente io, ma che dire? E voi donne, a voi donne dico, che cosa fate? Cosa han fatto i miei occhi, le mie mani? Oh, povere mani, che legate fossimo per i cattivi pensieri altrui. Sono forse in sana di mente? Ma veramente, a me... No. Sì, invece! Oh, manicomio, deve stare a chiudere a manicomio! Guardateli, sono loro i pazzi, guardateli, oh menti umane, che di suggestione fossimo colmi. Ditemi, qual è lo scopo della vostra vita? Non lo sapete, e ditemi, che cos'è per voi la vita? Solo umiliazioni provo adesso, vorrei rimproverarmi di essere nata nel mondo dei miei simili. Vorrei gridare, far casino, ma pure questo mi ha indolto, anche la voglia di essere arrabbiata. Portatemi dentro, vi prego, voglio restare solo con me stessa. Acqua avanti! E dentro da me! Fondi e pazza! Ormai la vita ti chiede di fare cacciavitamo della casa subito!
Senti, come hanno da dare prima da moro? Sì, compare, non facete da così però! Dimmi tutto, non voglio questi pensieri! Che ora sono dimmi? Ora sono, non lo trovo! I due meno un quarto sono! Solo mezz'ora! E poi non ti posso chiamare, non posso chiamare la voce, l'ho finito di ritopere! Mori tranquillo, dimmi! Scemo! Cattivo! Mi raccomando! Se la mangiatura nella pulita, vedi che non mangia! Bella camuccia! Usciti nel caffè! Non la vedo più! Non la vedo più! Non ci fate capire che morio! E poi, per le altre cose, non ti incaricare! Non devo arrivare a te! Non facete da così! Chi sta? Chi è una caccia di prima categoria? Chi è falla spacciare? Porta sfortuna. Sfortuna! Ma tu forse credi che a Carmela a questo punto importi della sfortuna? Patriarchino. C'hai una malambrazione. Per compare Carmelo. Già zio la sfortuna. Mi pare che anche un lago la caccia. Ai ai! Ai! Ai ai ai! Ce lo diceva io, patriarchino, non l'ho fare spacciare sta caccia. Ma... però... sono nuoci, ci misurava nelle pere fino all'obiettivo. Aspettate un attimo che mi stai cazzando. Allora, 1 e 6 e assommando e a moltiplicando per 2. Dire più precisa la caccia, patriarchino. Smettila, vedi? Ma dico io, non ce la potevo fare provare mentre che siamo in tempo. Perché ma se no, ne compare. Sapesse... a me compare l'avessimo a fare viaggiare. Gelato contrario, fianco, ronchiato e senza commodio, patriarchino. Vedi, dico!
ora pregheremo tutti per lui, anche tu. Vedrai, dopo il Signore ti ricompenserà. Ma sei a chi? Ma da dove tutti? Sto Signore da recite voi. Ah, poi c'è, appena pare se tu parli il debito. Come ti permetti? Renderai conto a lui per questo. Renderai conto. Ah, ho capito. Andichi a dare e andichi a ricevere. No. Andichi a dare e andichi a ricevere, è giusto? Salutare. Ma sti sciuri un elemento. Chi? E sentiti, ora che venite, e da chiamare questo bacione e si recite di venire a picchiare sta cassa che è più cussetta, voi chi tu cioccolata, Ma sti sciuri un elemento. L'altra volta, cantare, non lo vedete un dio morto, dai! Signori miei, fizione! Che tu stai chiamando e pensa a fizione? Ah, quando siamo fausti, quando siamo in vita che siamo buoni, ne scanniamo, ne ammazziamo come le carne, ne picchiamo male parole. E ora, quando ne morto, pentendo tacchio, pensiamo a sparacciappo, un spirito. Ah, quando siamo fausti e non lo vediamo. Boh. Donna Medica, ascoltate che non c'è una buona professione, dai. Vero. Oh. Ciao. E allora, Carmelo, dai, cosa hai commesso perché io possa assolvere? Che hai commesso pace, canente. Sempre travaglio sopra travaglio, travaglio sopra travaglio, e poi chiesa a me finire. Appena parliamo di femmine, vedete come sono riduciuto con Kidda. Ma, e ora vedete? Che prima stai ricevendo della vita, ah? Che prima stai ricevendo? No, Carmelo, no, non ci siamo più. Io, fino a un attimo fa, ho pregato per te in chiesa. Chissà, forse sei ancora in tempo per un miracolo. Ma non usa, facci di pillo sul miracolo, vieni prima, per favore. Permesso! Buongiorno, ho portato il medico. Dottore, la prego, visiti questo signore gentilmente. Si tolga lei, padre. Questo sembra già morto!
Gli occhi, sì, sono un po' strabici. Niente, suo marito ha una forte autosuggestione. Auto chi? Autocu. Che ti sono Autosuggestione. Ha chiesto di qualche macchina nuova la figlia. Ma cos'è che Ora, parla con me. No, dottore, non ti facesse caso. Dottore, com'è capito allora schifio? Niente, dicevo che suo marito ha una forte autosuggestione. In poche parole, si è fissato su quello che gli hanno detto, ma talmente tanto che non fa più niente per reagire. E allora cos'è che ci sarebbe da fare, dottore? Glielo dica. Sbloccargli la volontà. La volontà. A volontà. Sì, bastava prima indurlo a ragionare. Ragionare. Ragionare! Ma come compare! Adesso scusate, dottore, se ci viene una faccia. Però, quasi, giustamente, dicete così perché non lo conoscete. A volte la tazzatini, ai miei compari, quando dici una cosa, basta. Ma basta cosa? Basta cosa, nei compari hanno la testa più dura di una giacca. Una pietra, volete dire? Una pezza. Signore, si smarirà dicendo che vai sto copiare. Vuole dire che in pratica ha visto il tempo nuvoloso e ci pare cavacchione, va. Ma quale nuvoloso, manco una nicchia c'era. Io cominciai a pensare, mio compare sta perdendo corpo. Oh, non mi fa pigliare l'ombrello per non dispiacere. Dei cristiani che mi vedevano, bevi ma con l'ombrello, ma c'è un sole, bevi. Dottore, non c'è peggio della fissazione. Fissazioni. Fu proprio più a Tonino la nuova che non ci voleva. Ma quale gatto e gatto, signore? Ma quando poteva dire? Quello fu solo una coincidenza. Vabbè, potessi essere. Potresti essere, però tanto a dura ti scaldasse la mia maruzza. Oh, mi non la so. Allora è venuta. Ma io per questo l'ho mandata, perché non avevo gente schiacciare il malocchio. Padre, ma come? Non mi dite che anche voi credete in queste cose? Dottore, ma wow, non va a venire. Mi facessi scippare il padre dell'occhio su una cifra vestuta di femmina. Senta signora, io posso solo dirle che suo marito non ha nulla. Certo, è un po' battuto per la situazione che è venuta a crearsi, ma se non farà nulla per riprendersi ovviamente, ma deve esserci pure un rimedio, dai. Ma quale ci avesse chiesto il suo rimedio, dottore? Parla. Ma cura fu. Dici? Compari! Ma venite mi dicessero che erano i 2 per un quarto! Ma certo, le tre, dottore, che ora fate voi? Le 15 e 2 minuti primi, perché? Ma dove? Compare, ma che fece volevo, compare? Chi c'è? Che volete, compare? Ancora vivo, Lure. Ma ecco cosa ci voleva, il tempo! Ma spiegatemi me. Stanotte cangiare l'orario, signoruzza, l'orario cangiare stanotte! Io pensavo che voi sapevo che stanotte cangiava l'orario! Ah, spendo la neura! Maronnuzza, grazie per questo miracolo! Grazie! Ma quale grazie? Voi dovete ringraziare il tempo! Il tempo? Sì, il tempo! Il tempo è l'invenzione nostra, non dei santi! Esso si burla di noi, delle nostre idiozie, delle nostre usanze, superstizioni, costumi! Esso ci travolge! Orazio, allora mio compare Saffice Franca. Ma certo che Saffice Franca, e quando poteva lei a dire? Avanti, festeggiamo! Pigliamo bottiglie, bicchiere, traversioni, perché mi compare Cammelo, resuscitò! Non va bene! Ma quale bene?
siete voi, anzi, ci facete vedere che questo si fa più convinto. Certo, e vi dirò di più, padre. Voi non avete mai avuto niente. Guarda, Carmelo, guarda! Solo fissazione. Quindi ora... Non ci credo! Credici, Non ci credo, compare! credeteci, festeggiamo! Picchiate un bicchiere, compare! Dove il bicchiere? Dove il bicchiere? Picchiate un bicchiere, avanti un pochino. Arrivo, dottori, Carmelo. Piano l'embriaco, ma poi dopo bevi tu e poi a vedere che finisce lì. Io intanto. Carmelo Manzananni, hai solo 2 giorni di vita, morirai alle 14:15. Ma che parlate se non vuole? Cominciamo un'altra volta, compare! Prendiamo che voglio ubriacare! Ascoltate, signori Peddeccane, lui io che io, ma lasciatemi parlare. La storia che stasera avevo contato non pare, ma è china di significato. Lu Peppi che non vuole ciavagliare e manco pensa alla morte dello compare. A oggi non è che la storia di tutti, il di giocare spesso all'uomini futti. Sino a che non torni a via diciamo, pazienza e così sia. Ma quando si presenta la disgrazia, priamo a Maria mi ne fa una razia. E piangemo quando la morte appare, come fece Carmelo lo compare, che promisi, cire e sordi in quantità, fa vero paradiso quando sarà. Lo bene si fa finché siamo in vita, no quando la storia è finita. Persino alla mare ne teniamo forti, quando si parla della nostra sorte. Oh, quando siamo fause strane, pinnenti ne immazziamo come le cani. Scusate e lasciatevi dare un consiglio, come lo pace lo dona allo figlio. È la vita l'unico bene che non appartiene. Amamoli forti finché a dritta ne tiene.